Buongiorno, buongiorno a tutti, puntuali alle 12, venerdì 4 agosto. Staremo insieme fino alle 13:30, come sempre in questo periodo, e naturalmente insomma, cerchiamo di capire cosa sta accadendo a nord-est, sia sul fronte della cronaca, ma anche, e comunque sempre cronaca è, anche sul fronte del maltempo, perché insomma anche per oggi è previsto un'allerta, soprattutto nel pomeriggio, potrebbero esserci nuovi temporali anche violenti, forse grandinate, molto di più, quindi allerta arancione nelle Marche e in Lombardia, però insomma anche in Veneto qualche preoccupazione c'è. Infatti insomma, abbiamo molti colleghi che stanno seguendo in queste ore quello che accade soprattutto in Veneto. Poi ci collegheremo con loro che ci racconteranno proprio in diretta quello che stanno vedendo, e insomma, per il momento si parla di conta dei danni soprattutto in varie zone del nord-est, in attesa appunto che possa, speriamo di no, esserci nuovamente qualche fenomeno temporalesco. Nel frattempo insomma siamo andati dove il maltempo c'è già stato nelle scorse ore. Poi c'è la cronaca naturalmente con quello che sta accadendo e quello che accadrà, e poi insomma un modo questo per tenervi compagnia, stare insieme e cercare di rimanere aggiornati. E direi che possiamo iniziare intanto, in attesa appunto di concentrarci sul maltempo. Andrei a Vicenza dove la cronaca racconta di furti su auto in sosta, di minacce, atti persecutori, insomma un pregiudicato straniero che era ricercato da tempo per rapina è stato arrestato dalla polizia. Stazionava con fare sospetto nella zona di Campomarzio, in viale dell'Ippodromo. Gli agenti della squadra volanti hanno identificato il 45enne cittadino tunisino, risultato con a proprio carico numerosi precedenti come danneggiamento, furto, rapine e reati contro la persona, e con alle spalle un passato di minacce e atti persecutori nei confronti dell'ex coniuge, per questo già detenuto presso la casa circondariale di Vicenza. Lo scorso 13 marzo, allora ricercato perché sospettato di essere l'autore delle spaccate ai finestrini delle automobili parcheggiate nel quartiere Laghetto, in zona San Bortolo e in altre zone della città, gli agenti dell'ufficio immigrazione lo avevano scortato al centro di permanenza per i rimpatri di Gradisca di Sonso, dal quale era stato rilasciato poiché le autorità tunisine non ne avevano accettato il rimpatrio. Ieri, una volta condotto negli uffici di Viale Mazzini, gli agenti di polizia hanno appurato che il soggetto era anche ricercato per l'espiazione di una pena di 2 anni e 3 mesi di reclusione per una rapina aggravata commessa a Vicenza nel 2019. Pertanto è stato arrestato e portato in carcere per l'espiazione della pena. È stato anche denunciato per violazione del foglio di via. Quindi la cronaca di Vicenza. Adesso rimaniamo nel bassanese, quindi nel vicentino, ma ci spostiamo a Bassano perché insomma sono giorni difficili per la viabilità, con molti lavori, diciamo così, scusate, molti lavori in corso in varie zone della città, il Ponte Nuovo, lavori che dureranno anche mesi, inevitabile farli d'estate, dice qualcuno, però i disagi ci sono certamente. Quindi quella di ieri, per esempio, è stata una serata da dimenticare per chi all'ora di punta si è, diciamo, messo in auto per attraversare Bassano. Vediamo cosa è successo. Ricordate il film Un giorno di ordinaria follia? Poco c'è mancato giovedì sera. Da nord a sud, passando per una Bassano come la Los Angeles della pellicola, completamente congestionata dal traffico. Ore d'inferno per gli automobilisti. Lungo la Valsugana, il sinistro che ha visto coinvolti 3 mezzi ha paralizzato la trafficatissima arteria. Chilometrica la coda che si è formata soprattutto per chi dalla città era diretto a Trento, mentre all'altezza del ponte di Campolongo i mezzi sono stati deviati in destra a Brenta. A sud si è aggiunto il caos provocato dalla nuova viabilità dopo la chiusura del ponte della Vittoria. Guardate che roba! In orario di punta serale i mezzi procedono, se va bene, a passo d'uomo. E c'è chi sui social ha condiviso la sua disavventura. Da Romano a Varrovina 54 minuti. Stretto in una morsa tra l'SS47 bloccata e il terzo ponte in delirio. Tra gente che urla, smonta dalle macchine, scrive, batte sui finestrini delle altre auto. Proprio come nel film.
film, ma questa è vita vera. Grazie a Vanessa Banzato per l'aggiornamento su quello che è accaduto, insomma momenti, giorni, settimane, se non mesi difficili per gli automobilisti, per i bassanesi che devono un po' fare lo slalom tra i cantieri che sono aperti in questo periodo. L'altro argomento, l'altra notizia che sicuramente ha fatto discutere, sta facendo riflettere, fa parlare molto in questi giorni è l'investimento del tredicenne Chris Abom, venuto a Negrare in provincia di Verona, il pirata della strada che poi era fuggito, è stato rintracciato, non era stato arrestato, adesso invece nelle ultime ore è stato posto agli arresti domiciliari, quindi dopo aver ricostruito la dinamica dell'incidente la procura ha deciso di appunto arrestarlo, anche se ai domiciliari. È una vicenda che continua a far discutere, anche perché nel frattempo proprio quest'uomo, questo 39enne, ha scritto un messaggio alla famiglia del ragazzino, i cui funerali sono previsti il 12 agosto. Ricordate, il ragazzino è stato trovato in fin di vita un'ora dopo l'investimento e a quanto pare avrebbe potuto essere salvato se fosse stato soccorso subito. Vediamo. La mia vita è finita nell'istante in cui è finita quella di vostro figlio. Quello che mi rimane da vivere, merito di viverlo nel tormento e nel dolore, per quello che è successo. Non chiedo perdono, vi supplico di non odiarmi e di credere che non ho potuto impedire questa tragedia. Vi auguro di trovare la pace che io non avrò mai. Le parole di Davide Begalli, il 39enne che ha travolto e ucciso Chris Abom a Negrar, lasciandolo in fin di vita e andandosene quando il ragazzino avrebbe potuto essere salvato. Destinatari del messaggio, affidato al suo avvocato, sono i genitori del ragazzino, sconvolti come tutta la comunità. In queste ore, dopo giorni di roventi polemiche per la decisione di denunciarlo soltanto a piede libero, il GIP di Verona ha disposto per l'operaio gli arresti domiciliari su richiesta del PM, vagliati gli atti depositati dai carabinieri. Il 39enne continua a ribadire di non essersi accorto di quanto era accaduto. È molto provato evidentemente dalla situazione, è sotto shock, incredulo anche per quello che è successo, perché non si era reso assolutamente conto in quel momento di quello che stava accadendo. La sua versione è sempre quella, dice: ho sentito un gran botto, pensavo di aver buttato qualcosa che poteva essere sulla strada, una segnaletica stradale o qualcos'altro. Si è fermato, è sceso dalla macchina, era buio, ha guardato il tratto di strada dove è successa la cosa, non ha visto nulla ed è ripartito pensando appunto che ovviamente non si è neanche lontanamente immaginato di quello che poteva essere successo, quindi se no l'avrebbe subito soccorso. Il fatto è che il ragazzo purtroppo è caduto nella scarpata, in mezzo all'erba, e quindi non ho potuto vederlo. Le telecamere lo avevano immortalato la sera stessa, danni alla carrozzeria evidenti, e il giorno dopo, quando si era recato al lavoro, come se nulla fosse. L'uomo in passato era stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Si tratta di un errore di gioventù, avevo 20 anni, aveva detto l'operaio 39enne, ora agli arresti domiciliari. Un'ipotesi che era ventilata nelle scorse ore, ma vedeva l'avvocato Dalben perplesso. Ritengo che a questo punto non sarebbe neanche necessaria, perché non c'è il pericolo di fuga, non c'è il pericolo di reiterazione, visto che non ha la patente, la macchina è sequestrata, è una persona assolutamente normale, quindi diciamo che non è il pirata della strada, così come può essere definito, insomma. Intanto verrà disposta l'autopsia sul corpo del tredicenne e il parroco di Negrar ha già concordato con la famiglia la data dei funerali, che saranno celebrati il sabato 12 agosto nella chiesa del comune della Valpolicella. Veramente una vicenda grave questa, e triste anche, che fa veramente pensare, discutere, insomma purtroppo è anche in continuo divenire, ci sono notizie che arrivano, adesso c'è la posizione dell'uomo che ha investito il ragazzino, l'avete sentita, dopo ognuno può fare i propri commenti, giudicare, però insomma questa è la situazione, e la cosa più triste è che questo ragazzino non c'è più e che probabilmente poteva essere anche salvato, stando a quello che è stato detto dagli addetti ai lavori, dalle persone competenti.
e torniamo a Bassano, perché proprio questa mattina si è parlato ancora della vicenda Baxi, l'azienda che appunto ha la sede a Bassano, che vorrebbe ampliarsi. C'è di mezzo un privato che avrebbe dei terreni, i residenti dei quartieri che vogliono anche il rispetto del territorio, giustamente, i sindacati che pensano ai posti di lavoro. Insomma, Ferdinando Garavello è stato proprio lì, ha parlato con i sindacati che hanno indetto uno sciopero, quindi cerchiamo un po' di capire meglio. Anche qui è una vicenda che ogni giorno riserva novità anche da un punto di vista politico. Sentiamo Ferdinando Garavello che è collegato con noi. Ferdinando, allora, che novità ci sono? Buongiorno anche ai nostri telespettatori. Siamo in Piazza Libertà a Bassano, dove si è conclusa poco fa la manifestazione organizzata dai sindacati riuniti che ha portato i lavoratori di Baxi qui in centro a Bassano. Il tema è noto, è quello della bocciatura da parte della politica del protocollo Baxi-Pengo, che avrebbe dovuto permettere l'ampliamento della multinazionale in cambio però della possibilità di costruire nelle campagne di San Lazzaro per Pengo appunto. Lo stop alle trattative decretato dal Consiglio Comunale ha portato i lavoratori qui ai piedi del municipio. C'è tanta rabbia, c'è tanta voglia di capire che cos'è successo esattamente. C'è chi addossa le responsabilità di tutto questo a un'amministrazione che non ha saputo gestire un cambiamento molto importante, ma abbiamo parlato con i sindacati per capire quali sono le istanze dei lavoratori. Ecco alcune voci. Che cosa chiedono i lavoratori con questa iniziativa oggi? Chiedono urgentemente la costituzione di un tavolo di lavoro per gestire la situazione che è andata, che si è congelata dopo il voto del Consiglio del 27 del mese scorso, e quindi un tavolo gestito da figure autorevoli che consentano di ricomporre le posizioni. Benissimo. E secondo voi ci sono delle responsabilità in quello che è accaduto finora? Allora io credo che entrambe le parti, sia la parte datoriale, gli imprenditori, sia la politica abbiano fatto delle scelte o delle non scelte dal mio punto di vista rispetto al progetto complessivo. Che cosa chiedono i lavoratori qui oggi? I lavoratori chiedono delle scelte chiare. Col Consiglio Comunale, l'ultimo Consiglio Comunale, la politica ha fatto delle scelte. Tutti in quel Consiglio Comunale hanno detto sì all'ampliamento. Il no è stato su un'altra partita, che è la costruzione che Pengo vorrebbe fare a San Lazzaro. Oggi noi chiediamo un tavolo a quella politica, un tavolo con tutte le organizzazioni sindacali, un tavolo con gli imprenditori, che trovi una soluzione, perché se la politica dice bene l'ampliamento non può restare parole, devono diventare fatti. Secondo voi ci sono delle responsabilità in quello che è successo? Se si è arrivati a questo, ovvero lavoratori in piazza, politica, immobile, c'è qualcuno che ha sbagliato in questo percorso? Ma io non direi che ha sbagliato, sicuramente ci sono stati molti errori da parte della politica di sottovalutare quello che è comunque la voce dei cittadini, da parte imprenditoriale probabilmente come si è imposta la questione, ma questo già comunque abbiamo avuto modo di discuterne comunque con il diretto responsabile, quantomeno l'ingegner Favro, amministratore delegato di Baxi, per quanto riguarda la Baxi, che comunque è la fabbrica dove lavoro. L'errore diciamo c'è stato da tutte le parti, però questo errore non deve ricadere, comunque le conseguenze di questo errore non devono ricadere sui lavoratori. Avete sentito le istanze dei lavoratori tramite le voci dei sindacati, tutti chiedono l'attivazione di un tavolo di lavoro. Qualcuno si chiede perché questo tavolo non sia stato attivato nell'ultimo anno, visto che di tempo ce n'era e le cose si conoscevano già da molto tempo. Qualcuno chiede anche perché l'attivazione di questo tavolo richiesta dalle opposizioni alla maggioranza in Consiglio Comunale sia stata rifiutata fra la prima e la seconda votazione che ha decretato la fine del percorso Baxi-Pengo. Vedremo che cosa succederà, la situazione è davvero molto calda, noi la seguiamo tutti i giorni e la raccontiamo ai nostri telespettatori. Detto questo vi cediamo la linea. Grazie a Ferdinando Garavello, grazie per questo aggiornamento sulla vicenda Baxi. E adesso parliamo di maltempo, l'avevamo
anticipato all'inizio di Focus, quando alle 12 ci siamo incontrati per la prima volta. Vi ho detto che c'è ancora pericolo di maltempo fino alla mattina di sabato 5 agosto, quindi fino a domani mattina, con rovesce temporali in Veneto. Questa è la segnalazione del servizio meteo. Poi ci torniamo sulle previsioni. Adesso andiamo a vedere invece quello che è successo, quindi cosa è accaduto nelle ultime ore, con Francesca Bozza, che sta facendo un viaggio nella Marca proprio per capire quali sono stati i danni e fare proprio una conta vera e propria di quello che è accaduto. Francesca, dici dove sei, a te la linea. Buongiorno Federico, una marca che non trova pace. Le immagini di Francesca Pezzo sull'albero, su questo grande platano, ieri strappato via dalla furia del vento, da una tromba d'aria, così l'ha definita il sindaco Soldana, che abbiamo incontrato pochi istanti fa. Siamo a Pieve di Soligo, questo è il territorio Pieve, tra Pieve e Farra di Soligo, interessato da questa nuova ondata di maltempo che nemmeno una settimana fa era stata investita da una violentissima grandinata. Eravamo stati qui, vi avevamo documentato quelli che erano stati i segni lasciati, segni che si vedono anche qui sulle coperture di abitazioni ed esercizi commerciali. E ieri la pioggia, il nubifragio accompagnato dalle fortissime raffiche di vento ha fatto ancora peggio, perché l'acqua è penetrata all'interno dei locali. Tra poco entreremo all'interno di questo bar per sentire insomma la testimonianza della titolare, che ha dovuto tenere chiusa l'attività proprio per ripristinare la situazione. Una ventina gli alberi caduti solo qui a Pieve di Soligo, un parco con le giostrine dei bambini chiuso in via precauzionale perché c'è il ramo di un grande cedro, un ramo pericolante, quindi per prudenza il sindaco ha deciso di chiudere il parco. Ci sono danni anche al cimitero di Pieve di Soligo ad alcuni loculi, interessate anche delle aziende della zona industriale che hanno visto danni alla copertura, coperture volate via, come è accaduto in un maneggio dove andremo tra un po' a Farra di Soligo. Pannelli fotovoltaici ancora una volta nel vortice di questo maltempo, anche questi strappati via dalla furia del vento. E allora con Francesca ci spostiamo all'interno di questo bar per incontrare la titolare, che ci ha raccontato e ha ripetuto le parole che ci dicevano altri signori che qui stavano lavorando per raccogliere le foglie, per ripristinare la situazione, anche perché, lo hai detto tu Federico, purtroppo le previsioni parlano di una nuova ondata di maltempo e il sindaco Soldan, cellulare in mano, sta monitorando il radar e le previsioni parlano di maltempo forte tra le 15 e le 17. Ecco qui permesso, appunto oggi il locale è chiuso per permettere alla titolare, buongiorno, di ripristinare la situazione. Tanta paura, ci diceva signora? Tantissima, sì. Un albero sradicato, altri che ci dicevano ondeggiavano. Sì, sembravano anche le case che stavano per venire giù. Le dicevano i più anziani che non si è mai vista una cosa del genere? Sì, sì. Mi diceva proprio la proprietaria dell'edificio che una cosa non così grande l'ha vista nel 74. E ieri la situazione qui nel suo locale com'era, signora? Era che sì, settimana scorsa è stata un'altra grande grandinata che mi ha rotto tutti i coppi e E questo ha fatto penetrare la pioggia di ieri? Sì, sì, mi ha allagato tutto praticamente ieri sera. Qui galleggiava tutto, diceva? Sì, sì, le sedie, un po' si è salvato, però comunque tanta acqua. Ho visto anche una mattonella che si sta muovendo, che non si è andata anche sotto, non lo so, quello vedremo quando andiamo in fondo. E se con Francesca usciamo un attimo, signora, possiamo vedere, Federico, quelli che sono stati i danni provocati proprio dalla grandinata della settimana scorsa, per capire la potenza di queste ondate di maltempo che stanno colpendo sempre più spesso proprio questa zona. Avevo altri tavoli con altre sedie che le ho messe in magazzino giù, questi sono nuovi. Tutti i buchi come i divanetti qua. Ecco, vediamo Francesca se riesci a raggiungerci, eccole qua, questi sono i segni lasciati dalla grandine della settimana scorsa. Fortissima, sì. Qualcuno ha parlato di un bombardamento, signora, dalla grandine, Brava, sì, 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 perché io ero proprio qua giù e c'erano delle cose che volavano, sembravano animaletti, però era la grandine, tipo più di una pallina di tennis. Adesso ogni volta che il cielo si fa nuvolo
Stiamo sempre con paura, perché non abbiamo mai visto cose del genere qua in zona. Abbiamo sempre detto che qua siamo coperti, non succede mai niente, invece... Con questa periodicità e con questa violenza è da tempo che non si vedeva. Grazie alla signora Mariella. Federico, questa è la situazione qui a Pieve di Soligo. Come detto, noi adesso io e Francesca ci spostiamo a Farra di Soligo per vedere anche qui la conta dei danni, chiaramente una conta dei danni che va a sommarsi ai danni della settimana scorsa e dunque insomma tanti cittadini, solo un cittadino, solo per chiudere, per un esempio, un cittadino che ho incontrato poco fa ci ha detto: io per la grandinata della settimana scorsa solo la mia famiglia ha una conta dei danni di 100.000 euro tra copertura del tetto e auto danneggiate. Questo insomma perché spesso i numeri freddi danno proprio il senso della portata di quello a cui stiamo assistendo ormai con una frequenza preoccupante in questa estate che faremo davvero fatica a dimenticare, sperando che le previsioni meteo per queste prossime ore non portino con sé altri danni e altra violenza. Federico, ti restituisco la linea, poi eventualmente ci risentiamo più tardi quando ci saremo spostati a Farra. Certo, buon lavoro, grazie alle nostre due Francesche, Francesca Volta e Francesca Pezzo, per questo collegamento. Poi, come detto, insomma, il loro viaggio e magari cerchiamo di ricollegarci più tardi da un altro luogo, da un altro punto della Marca colpita dal maltempo e come dicevamo le previsioni meteo non sono delle migliori, fino a domani mattina sabato previste fasi di instabilità intervallate da pause con rovesci e temporali più diffusi tra il pomeriggio di venerdì e le prime ore di sabato, probabili specie nella seconda parte di oggi, fenomeni intensi con forti rovesci, raffiche di vento e grandinate. Sulla base delle previsioni meteo previste, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile Regionale comunica che per criticità idrogeologica per temporali è stata dichiarata la fase operativa di attenzione gialla, cioè la fase di attenzione è l'allerta gialla, in poche parole, fino alle 12 di sabato 5 agosto su tutto il territorio regionale. Queste sono le previsioni per le prossime ore, staremo a vedere quello che accadrà. Ancora dunque maltempo, guardate le immagini, sono veramente forti di quello che è accaduto nelle scorse ore e che speriamo ovviamente non si ripeta. Bene, allora, anzi, per modo di dire, non certo bene. Lasciamo lavorare, lasciamo spostarsi Francesca Bozza lungo il territorio della Marca. A proposito, vi mostro anche il sito del Corriere del Veneto che parla del maltempo e dice, eccolo qui, allerta grandine e temporali, i posti auto dei supermarket aperti per chi non ha il garage, quindi per evitare danni come quelli che vediamo in queste fotografie. Tosano, Esselunga, la grande distribuzione raccoglie l'appello del vicepresidente del Veneto Roberto Ciambetti. Timori e allerta per le previsioni del pomeriggio, ancora danni nel Trevigiano, quindi molti punti della grande distribuzione dicono se volete parcheggiate le auto nei nostri parcheggi sotterranei per fuggire al pericolo di grandine se non avete il garage a disposizione. E parliamo ancora di clima, anche se in chiave diversa, perché uno studio pubblicato su Nature e coordinato dall'Università degli Studi di Padova e dall'Istituto Federale Svizzero di Ricerca per la Foresta, la Neve e il Paesaggio dimostra come il periodo caldo medievale fosse in realtà più freddo di quello attuale, quindi veramente temperature rialzate in queste centinaia d'anni in maniera evidente. Vediamo. Gli anelli dei tronchi degli alberi non indicano solo l'età di una pianta, ma sono una sorta di codice a barre per decodificare informazioni importanti sulla storia e anche sul clima. È grazie agli anelli degli alberi che si è scoperto che la fase calda medievale era in realtà più fredda di quanto si pensasse e il riscaldamento attuale è senza precedenti negli ultimi 1200 anni. Lo dimostra un nuovo studio internazionale pubblicato sulla rivista Nature e coordinato dall'Università degli Studi di Padova e dall'Istituto Federale Svizzero di Ricerca per la Foresta, la Neve e il Paesaggio. Il team, a cui ha preso parte anche il professor Carrer dell'Università di Padova, ha studiato alberi vivi ma anche morti o sommersi dall'acqua in Scandinavia. Abbiamo visto che il periodo mite medievale, che è conosciuto,
non è stato in effetti così mite come le temperature che stiamo sperimentando negli ultimi decenni. Qual è la differenza? Che nel periodo caldo medievale eravamo di fronte a una normale fluttuazione climatica e sappiamo che il clima appunto ha periodi più miti e periodi più freddi. Quella che viviamo oggi purtroppo invece è un'ulteriore fluttuazione climatica, ma in parte dovuta, non più naturale come è stato appunto nel Medioevo, ma molto probabilmente o quasi sicuramente ormai possiamo dire dovuta alle nostre attività antropiche. Il riscaldamento dei nostri anni è quindi probabilmente al di fuori dell'intervallo di fluttuazioni naturali delle temperature negli ultimi 1200 anni e dipende dall'impatto dell'uomo sulla Terra. Quello che stiamo sperimentando è sì una fluttuazione climatica, come è stata ma non come è stata nel Medioevo, ma peggiorata o esacerbata dalle nostre attività, che producono quello che stiamo vivendo, le ondate di calore, ma anche gli eventi estremi, quindi siccità, oppure queste grandinate che abbiamo sperimentato e che stiamo sperimentando addirittura in queste settimane, la tempesta Vaia e così via. E quindi il punto della situazione sul clima che cambia, fatto da Padova, da Valentina Visentin con questo servizio. Più tardi ci collegheremo con Venezia perché è un po' in fretta e furia, ma questo anche a dimostrazione dell'importanza della vicenda. Prefetto e questore di Venezia alle 13 andranno in sopralluogo in via Piave, la zona calda di Venezia, di Mestre per la precisione, dove insomma lo spaccio è all'ordine del giorno e lo è sempre di più. E quindi ci collegheremo con loro. Però insomma la cronaca ci fa rimanere sempre nel veneziano, per la precisione però a Fiesso d'Artico, perché vi raccontiamo di 2 pakistani che sono stati arrestati con l'accusa di tentato omicidio ai danni di un ospite del centro di accoglienza di Fiesso d'Artico. Circa un mese fa un loro connazionale era stato ferito gravemente da un oggetto simile a un punteruolo che gli aveva perforato il costato sinistro e quindi potrebbe essere che questa vicenda, quest'ultimo fatto di cronaca sia collegato. Sentiamolo da Filippo Fois, se è così. 2 pakistani di 45 e 35 anni sono finiti in carcere con l'accusa di tentato omicidio al termine di una complessa e articolata indagine dei carabinieri su una violenta aggressione avvenuta il 3 luglio nei pressi del centro di accoglienza Hotel Riviera a Fiesso d'Artico. Un ospite della struttura, anche lui pakistano, di 25 anni, era stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Dolo in gravissime condizioni. Al culmine di una lite, il giovane sarebbe stato ferito da un oggetto simile ad un punteruolo in grado di perforargli il costato sinistro. Nonostante l'arma del delitto non sia stata rinvenuta, gli accertamenti delle forze dell'ordine hanno consentito di ricostruire la vicenda ed identificare i 2 possibili responsabili. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal Tribunale di Venezia che, condividendo le risultanze investigative, ritiene vi siano concordanti elementi indiziari a carico degli arrestati per considerarli responsabili di tentato omicidio. I 2 pakistani sono stati rinchiusi nel carcere di Santa Maria Maggiore di Venezia. La vittima, nel frattempo, è stata dimessa dall'ospedale. Ancora un'occhiata ai siti, Repubblica che parla della guerra in apertura con i droni navali di Kiev sul porto russo di Novorossiysk, affondata la nave d'assalto, quindi affondata una nave russa, a par di capire qui con un attacco ucraino, e altre foto che parlano proprio di questa vicenda. Poi il maltempo con il ciclone Circe che si abbatte sull'Italia, nubi fragi, venti forti, temperature in forte calo solo fino al weekend, quindi un paio di giorni, come abbiamo detto, anche in Veneto, però una situazione che è un po' estesa a tutto il nostro paese. Poi se avremo ulteriori informazioni legate soprattutto alle previsioni del tempo, quindi aggiornamenti ve li daremo. Sono le 12:28, staremo insieme fino alle 13:30, lo sapete, Focus TG ha questa scadenza oraria. Ultime di cronaca che arrivano da Vicenza con un maxi sequestro di sigarette elettroniche alla cannabis dal valore di oltre 15.000 euro, quindi la cannabis in un certo senso nascosta nelle sigarette elettroniche. Vediamo.
La Guardia di Finanza di Vicenza ha sequestrato 133 sigarette elettroniche alla cannabis per un valore di 15.000 euro. Nel corso di un controllo in città, in zona Anconetta, i finanzieri hanno fermato 3 giovani che sono stati denunciati per traffico di stupefacenti. Nascondevano alcuni grammi di hashish, ma soprattutto 100 dispositivi usa e getta ancora confezionati e sospetti. Da qui gli approfondimenti che hanno portato a capire che le sigarette elettroniche contenevano il principio attivo della cannabis, il cui commercio in Italia è vietato. Le perquisizioni domiciliari eseguite presso le abitazioni dei 3 giovani indagati hanno portato al rinvenimento di altre sigarette elettroniche della stessa tipologia e di 750 euro presunto provento dello spaccio. Si tratta del secondo sequestro fatto in poche settimane dalla Guardia di Finanza di Vicenza di questi dispositivi usa e getta. Stavo guardando, grazie a Luisa Bertini naturalmente, stavo guardando qualche altro titolo, il Corriere della Sera, stipendi in Italia tagliati dall'inflazione, quindi diciamo erosi dall'inflazione, ecco dove nell'Unione Europea sono ancora indicizzati, quanto ti pagano, calcola lo stipendio giusto. E poi una cosa che sicuramente interessa a molti, riscatto laurea contributivo con una rata unica, come funziona, chi può usufruirne, se ne parla molto, cifre che vengono considerate spesso molto alte, qui il Corriere dà una mano. Un quotidiano locale invece che guardiamo spesso è il Mattino di Padova che parla di sicurezza e in particolare di una truffa, la truffa del finto nipote, rubati 4.500 euro a un'anziana, 2 arresti a Padova e infatti tra poco ci collegheremo proprio con Valentina Visentin che ha seguito questa vicenda e ha parlato anche con i vertici della questura di Padova. Adesso torniamo a parlare di migranti, ne abbiamo parlato a lungo nelle scorse settimane, specialmente per quanto riguarda Vicenza e la provincia di Vicenza, perché i sindaci del Vicentino avevano messo dei paletti, avevano contestato la decisione della prefettura di portare i migranti senza mettere al corrente nel dettaglio i sindaci di quello che stava accadendo e quindi una accoglienza che era resa complicata proprio anche dalla mancanza di strutture che c'era in molti comuni del Vicentino e quindi addirittura adesso si parla anche di tendopoli e questo non fa che rendere ancora più complicata la vicenda. Infatti i sindaci del Vicentino sono quelli forse più preoccupati. Possamai, che è il sindaco di Vicenza, rilancia sul modello dell'accoglienza diffusa, mentre i sindaci dei comuni più piccoli del Vicentino mettono paletti sui numeri e sulla gestione soprattutto del fenomeno. Sentiamo il servizio di Luisa Bertini. Emergenza migranti che potrebbe portare sul territorio regionale fino a 1.000 profughi a settimana. Il rischio tendopoli in ogni provincia spaventa anche il sindaco Possamai che rilancia sul modello di accoglienza diffusa. Il rischio tendopoli, il rischio di hub nelle città è reale. Noi abbiamo sempre detto che è la misura peggiore che ci possa essere, concentrare centinaia di persone, centinaia di richiedenti asilo, tutti nello stesso luogo, in condizioni spesso non degne, sarebbe inaccettabile. Per cui insieme a Mario Conti, insieme a tanti sindaci di colori politici diversi, con storie politiche diverse, stiamo chiedendo un altro modello, cioè la distribuzione, l'accoglienza diffusa, perché è l'unico modo che c'è per reggere a questa ondata. Uno sforzo che viene richiesto a tutti i sindaci del territorio che fanno però i conti con emergenza abitativa, sfratti e mancanza di alloggi. Vicenza oggi è arrivata al 3 per 1000, quindi la sua quota è interamente adempiuta, lo sa bene il prefetto. Noi abbiamo detto che chiaramente siamo disponibili a fare la nostra parte, al momento l'abbiamo fatta interamente. Intanto da qualche settimana continuano gli incontri convocati in prefettura con i vari sindaci del Vicentino per sondare le disponibilità di alloggi da destinare all'accoglienza profughi, tra cui Marano, che fa parte di un progetto sovracomunale, la tenda di Abramo, in cui sono coinvolti 21 comuni dell'Alto Vicentino. E con questi comuni diciamo chiaramente alla prefettura che noi ci siamo, anche con la logica del 3 per 1000, quindi 3 persone da accogliere ogni 1000 abitanti, ma questa disponibilità c'è alla luce del fatto che noi vogliamo fare la nostra parte, ma in una logica in cui tutti fanno la loro parte, comuni e istituzioni comprese. Noi vogliamo in sostanza
poter gestire i fenomeni, non subirli. Sovizio intanto ospita i 3 migranti recapitati al comune qualche settimana fa, alloggiati temporaneamente in un appartamento messo a disposizione di un privato, e mette in chiaro l'impossibilità materiale a nuove accoglienze. Certamente preoccupa la problematica di un maggiore afflusso. Noi più di questo e di quello che potremmo andare a fare, cioè fino a 6 migranti, non potremmo ospitare perché altro posto non abbiamo. Molto chiara anche la posizione dei sindaci vicentini, l'avevamo già comunque registrata nelle scorse settimane. Adesso c'è chi teme che nuovamente ci siano affollamenti in posti chiusi, una sorta di tendopoli. Anche il sindaco di Treviso lancia l'allarme, insomma vedremo cosa succede nelle prossime ore. La politica adesso, uno sguardo a quello che sta succedendo a Roma, dove da poco eletto segretario regionale della Lega, Alberto Stefani ha un nuovo incarico importante, l'onorevole Padovano. Infatti insomma, si occuperà di federalismo fiscale. Sentiamo un po' più nel dettaglio di che cosa si tratta, di cosa si occuperà questa commissione. Alberto Stefani, sindaco di Borgorico e deputato della Lega, è stato nominato nuovo presidente della Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo. Lo ha annunciato lui stesso sui social fotografando la lettera della nomina. Ringrazio il presidente della Camera e del Senato per avermi nominato presidente della Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo. Sono profondamente onorato di questa responsabilità che voglio mettere al servizio della mia terra con impegno e tanto studio. Ora lavoro per il Veneto e per l'autonomia, scrive Stefani. Per lui un'ulteriore conferma del suo ruolo di primo piano all'interno del Carroccio dopo la sua recente elezione a segretario regionale della Liga, dove l'ala nazionalista salviniana si è imposta sull'area autonomista federalista storica veneta. A Stefani sono giunti i complimenti del governatore del Veneto Luca Zaia e del sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari. E proprio con Valentina Visentina adesso ci colleghiamo, perché rimaniamo a Padova per parlare di anziani, del pericolo truffe e i loro danni, e per dare i consigli giusti, ma anche per diciamo, reprimere questo odioso reato, sono scesi in campo direttamente il prefetto e il questore di Padova, anche grazie ad un'operazione della polizia che ha insomma portato a sventare una truffa importante, e quindi forze dell'ordine sempre presenti che riescono anche a stroncare questo reato che dicevo è veramente odioso. A te la linea, Valentina, dove sei? Cosa è successo in questura? Buongiorno da Padova, 2 truffatori senza scrupoli, quelli arrestati nelle scorse ore dalla squadra mobile di Padova. Avevano appena raggirato un'anziana ultra ottantenne, addirittura malata oncologica. Le avevano sottratto tutti i risparmi della pensione. Uno di loro al telefono si era finto il nipote, che la donna sapeva essere in vacanza all'estero. Con la voce tremante e molto agitata aveva detto di essersi fatto male, di aver bisogno di soldi, e che avrebbe mandato un amico a ritirarli. La donna gli aveva chiesto se aveva avvisato i genitori, ma il ragazzo aveva detto che aveva paura che i genitori lo rimproverassero, e quindi si era rivolto direttamente a lei, alla nonna, che molto preoccupata e tanto agitata, non appena l'altro truffatore si è presentato alla porta, ha consegnato oltre 4.000 euro, tutti i risparmi della sua pensione, per poter aiutare quello che pensava essere il nipote in difficoltà all'estero. Fortunatamente l'intervento della squadra mobile che si trovava in zona per dei servizi di controllo è riuscita ad individuare, la pattuglia è riuscita ad individuare questi 2 truffatori che sono stati arrestati. Si tratta di 2 napoletani, uno di 19 e uno di 46 anni, truffatori senza scrupoli li ha definiti il questore di Padova. Dalle chat addirittura emergeva il fatto che volessero compiere altre truffe in città, sempre ai danni degli anziani. Truffe ai danni degli anziani, così come i furti in appartamento, che sono in crescita in questo periodo estivo, quando le città si svuotano e poi gli anziani che rimangono soli in città. Per questo il questore di Padova ha invitato ancora una volta ad essere prudenti. Ecco i suoi consigli, sentiamo. La maggioranza delle truffe, quelle che vengono portate a termine, perché per fortuna molte altre non restano tentativi, riguarda familiari, figli o nipoti in estrema difficoltà.
il nipote che ha avuto l'incidente stradale ha bisogno di soldi urgentemente per delle cure, sta morendo, oppure il nipote o figlio che è stato fermato dalla polizia o dai carabinieri, l'avvocato vuole immediatamente i soldi per farlo uscire, altrimenti lo portano in carcere. È evidente che telefonate di questo tipo un carabiniere, un poliziotto non ti chiamerà mai, non chiamerà mai un anziano a casa, telefonicamente gli annuncia che il figlio sta morendo o il nipote sta morendo. Non è una cosa che non esiste al mondo, e questo dovrebbe essere chiaro, appunto. E quindi ancora una volta dico, mi rivolgo agli anziani e ai loro congiunti affinché si chiarisca questa cosa. Purtroppo si presentano bene, sono bravi, sono attori consumati, ecco, e tuttavia sono criminali della peggiore specie per quanto mi riguarda, e quindi la massima diffidenza, chiamate o la polizia, i carabinieri, o chiamate i vostri congiunti per chiedere conferma prima di farli entrare in casa. Le truffe agli anziani sono ancora tante, normalmente, statisticamente aumentano nel periodo appunto estivo, e quindi il messaggio da lanciare effettivamente deve essere forte e chiaro, e io mi auguro che arrivi ai destinatari. I destinatari che secondo me debbono essere non solo gli anziani stessi, ma anche le persone che sono loro vicini, figli, nipoti, amici, parenti, perché non bisogna lasciarli soli e bisogna sensibilizzarli non una volta sola quando parla il questore o quando viene distribuito il volantino, ma quotidianamente. Un messaggio, ha detto il questore Antonio Sbordone, che deve arrivare non solo agli anziani ma anche ai loro familiari. Evitate, non credete a chi si spaccia per polizia o carabinieri, nessuno vi chiamerà a casa per chiedere soldi, ma se si presentano queste persone siate voi a chiamare i numeri di emergenza in modo tale da poter intercettare questi che sono stati definiti dal questore delinquenti senza scrupoli, di un grande cinismo, e che disprezzano proprio le vittime, che vanno a colpire anziani indifesi che poi, oltre al danno subito dalla truffa, hanno anche delle ripercussioni psicologiche e una frustrazione che difficilmente passa, e quindi questi anziani devono essere tutelati, ha detto il questore di Padova. E da Padova è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Valentina, grazie, buon lavoro. E sì, avevo citato anche il prefetto, ma in realtà insomma questo è un messaggio che arriva dalla questura e dal questore di Padova, che insomma sottolinea non aver timori, contattate, chiamate, chiedete aiuto. È anche insomma importante avere l'assistenza dei familiari, di chi sta vicino a questi anziani quotidianamente e che quindi deve aiutarli, è una sorta di dovere morale che hanno. La cronaca ancora. Andiamo adesso però a Vigonovo di Salgareda, dove c'è stata un'aggressione. Un 55enne è stato aggredito quando lui si è accorto che gli stavano rubando il motorino, quindi ha rincorso i due ladri, un diverbio, aggressione, ambulanza, e quindi la vittima, il proprietario del motorino, che è rimasto anche ferito. Sentiamo un po' com'è andata da Edi Caliman. Era andato a fare la spesa in un supermercato di Via Veneto a Vigonovo, frazione del comune di Salgareda. In sella al suo scooter l'uomo, un 55enne del paese, era stato raggiunto dalla moglie in auto. Una volta uscito dal negozio, però, la scioccante sorpresa. Una banda di ragazzi gli stava rubando il motorino. Salito a bordo dell'auto della moglie, l'uomo li ha raggiunti in un parco poco distante, dove i ragazzi erano riusciti a trascinare la due ruote. Senza esitare ha affrontato i ragazzi, ma il diverbio è presto sfociato in un'aggressione vera e propria nei confronti del 55enne. Colpito a diverse parti del corpo, sono dovuti intervenire i soccorsi del SUEM 118, che hanno portato l'uomo all'ospedale di Treviso, mentre i giovani facevano perdere le loro tracce. Non sappiamo ancora neanche chi sono i ragazzi, perché non sappiamo se sono ragazzi, innanzitutto se sono minorenni o maggiorenni. Non sappiamo neanche da dove provengono. Cosa importante è che la persona stia bene. La persona che conosco abita in centro a Salgareda, so chi è. E soprattutto che ne veniamo a capo di chi sono, insomma. Indagini in corso dunque per accertare l'identità dei ragazzi scappati prima di essere colti in flagrante nei vigneti oltre la recinzione che delimita il parco. Secondo le prime ricostruzioni pare fossero in 3 ad aver commesso il tentativo di furto. Un fatto, fa sapere il sindaco, che in un paese tranquillo come Salgareda non era mai accaduto.
Uno scasso, un'aggressione a un anziano che si trovava da solo in casa, queste sono cose pericolose. Qui c'è stata non so se neanche se è stato un tentativo di furto o una bravata, vogliamo capire adesso dalle deposizioni di quello che è successo. Allora, se è stata una bravata, io spero che i genitori almeno provvedano loro a quello che... Se li troviamo, perché non sappiamo, fai là. E vadano condannati assolutamente. Allora, la cronaca con il cadavere di un uomo che è stato ritrovato attorno alle 23 di ieri dai vigili del fuoco lungo il canale Menona in via Mezzavia a Montegrotto Terme. Parliamo di Padova, del padovano, ancora da confermare la causa del decesso, anche se si pensa a una caduta. L'uomo, 77 anni, viveva poco lontano dal luogo del ritrovamento, stava passeggiando lungo la riva del canale, secondo una prima ricostruzione, quando sarebbe caduto in acqua. Sul posto i carabinieri di Montegrotto per la ricostruzione, forse ci sarà l'autopsia, sarà disposta l'autopsia per escludere ogni altro tipo di ipotesi. E adesso andiamo nel Trevigiano con una provocazione ma anche un invito ai cittadini a fare altrettanto, quello di Cristian Demma dell'associazione Furti in Casa, Furti in Corso, che all'esterno dell'abitazione ha appeso un cartello rivolto ai ladri. Nessuno ha intenzione di sostituirsi alle forze dell'ordine, ma bisogna iniziare a tutelarsi, dice Demma. Furti in Corso con il suo presidente Cristian Demma fa un passo ulteriore nella lotta a questi reati con l'esposizione all'esterno della sua abitazione di un cartello che richiama l'articolo 383 del Codice Penale, forse sconosciuto ai più. Ogni privato di cittadino può arrestare una persona se la stessa commette un reato perseguibile d'ufficio, quindi in flagranza di reato, che può essere una flagranza impropria, una flagranza di quasi flagranza, cioè ci sono queste virgole. Allora, questo è un articolo molto complesso a livello giuridico. Nel momento in cui io invoco questo articolo, io posso, tra virgolette, trattenere la persona nel minor tempo possibile affinché non arrivino le forze di polizia, e quando chiamerò il 112, numero unico di sicurezza, devo anche specificare a loro che sono diventato un pubblico ufficiale in base a questo articolo. Demma sottolinea più volte la complessità dell'articolo, invitando dunque i cittadini ad informarsi per capire quale sia l'ambito nel quale muoversi nel caso si intenda applicarlo. E questo è un sunto, e sono già 6 pagine per un sunto di tutto ciò. Perché? Perché nel momento in cui io invoco l'articolo 383 del Codice Procedurale Penale, divento in quel momento un pubblico ufficiale, quindi con tutti gli oneri e onori della situazione. Quindi devo stare attento a qualsiasi cosa mi muovo. Demma promette che questo non sarà l'unico cartello appeso all'esterno della sua casa. Io tappezzo tutto intorno in maniera che da qualsiasi parte entrino, sanno che se poi altri vogliono informazioni possono informarsi col Codice Procedurale Penale, però anche tramite giuristi, o noi come associazione siamo disposti anche a dare un aiuto per capirlo. Furti in Corso organizzerà degli incontri online e metterà a disposizione delle brochure per conoscere meglio l'articolo 383, ma questa è l'estate più difficile degli ultimi anni sul fronte dei colpi in case e attività commerciali, e i cittadini sono stanchi, spiega ancora Demma, consapevole che questo suo gesto accenderà un dibattito non solo nell'opinione pubblica. Una provocazione o un invito ai cittadini a fare altrettanto? No, è inizialmente una provocazione, ma io invito anche i cittadini, sempre sapendo bene a cosa vanno incontro, se poi effettueranno questa situazione, di tempestare tutti i cancelli e le cancellate di questa cosa, in maniera che anche questi delinquenti sanno che iniziamo a essere preparati anche noi. Si aspetta qualche chiamata importante? Penso proprio di sì. Sono pronto, nel senso che me lo aspettavo e volevo anche un po' questo, perché in maniera che poi la gente capisca che la giustizia che viene chiesta è vera e bisogna anche attuarla. Io mi auguro che anche il ministro Nordio potrebbe anche chiamarmi avendo il mio numero. Adesso andiamo a Lisbona con Chiara Gaiani, perché a Lisbona sono arrivati giovani da tutte le parti del mondo che stanno vivendo le giornate mondiali della gioventù con Papa Francesco, che incontrando vescovi e religiosi ha scherzato su Sant'Antonio, il santo più famoso del Portogallo, anche il patrono del Portogallo, che nacque a Lisbona. Sentiamo perché ha scherzato su di lui. Y les encomiendo a la Virgen de Fátima. Vi affido alla Vergine di Fatima, alla custodia dell'Angelo del Portogallo e alla protezione dei suoi grandi santi, specialmente qui a Lisbona, a Sant'Antonio, apostolo instancabile che se lo sono rubati a Padova. Predicador
respira la frizzante energia dei giovani giunti da ogni parte del mondo in Portogallo per incontrarlo, Papa Francesco, che chiude i vespri nel monastero Dos Geronimus con questa battuta su Sant'Antonio rubato dai padovani. Una battuta accolta con il sorriso dai frati della Basilica che custodiscono da 8 secoli le spoglie mortali e la devozione verso il santo. Noi siamo stati contenti di sentire questa battuta scherzosa di Papa Francesco, anche perché ha richiamato il santo, Sant'Antonio, come uno dei grandi amici a cui si può ricorrere nella nostra preghiera. Ecco, poi è chiaro che sono stati gli scherzi della provvidenza a portare Sant'Antonio a trascorrere l'ultimo periodo della sua vita e a morire proprio qui a Padova, sebbene poi, come sappiamo bene, è il santo di tutto il mondo. Questo ci permette anche di approfittare per invitare Papa Francesco a trovare Sant'Antonio, di venire qui. Sappiamo che Sant'Antonio ascolta le preghiere di tantissime persone, figuriamoci se non accoglie e non ascolta quelle del Santo Padre. A Padova lo aspettano a braccia aperte i frati, pronti ad accogliere questo Papa venuto dall'altra parte del mondo, che per la prima volta ha scelto il nome di Francesco, fondatore dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali. A Lisbona, tra i 65.000 giovani italiani, anche 175 accompagnati dai frati francescani, trepidanti nell'attesa dell'incontro con il pontefice che nel nome di Sant'Antonio così li ha già benedetti. Che Sant'Antonio interceda per voi e vi raggiunga la gioia di una nuova pesca miracolosa e poi mi racconterete. E per favore non dimenticatevi di pregare per me. Grazie a Chiara Gaiani che ha fatto un po' di chiarezza su quello che ha detto Papa Francesco a Lisbona e in riferimento soprattutto al nostro Sant'Antonio, nostro che non è nostro perché come diceva il rettore della Basilica è il Sant'Antonio di tutti, è il santo di tutto il mondo. Adesso torniamo alla cronaca, però rimaniamo in provincia di Padova, a Piove di Sacco, dove in un appartamento si è sviluppato un principio di incendio e i vigili del fuoco hanno portato in salvo una donna. Rischiava di rimanere intrappolata tra le fiamme che improvvisamente sono divampate nella stanza da letto della sua abitazione. Una donna di 75 anni ieri è stata salvata dai vigili del fuoco intervenuti in via Marcato a Piove di Sacco. L'anziana è stata portata fuori dai pompieri mentre gli altri operatori hanno domato le fiamme. La signora che ha respirato il fumo è stata assistita dal personale del SUEM e trasferita in ospedale per un principio di intossicazione. Le cause dell'incendio sono al vaglio della squadra dei pompieri intervenuta. Torniamo a parlare di emergenza migranti quando sono le 12:52 perché sull'emergenza migranti e l'accoglienza diffusa c'è anche la posizione del sindaco di Vigonovo, quindi siamo nel veneziano, confine tra le province di Padova e Venezia. L'accoglienza diffusa non può essere valutata con gli stessi criteri in tutti i comuni, lo afferma il sindaco Luca Martello, che rileva come spesso i comuni più piccoli, l'abbiamo visto poco fa nel Vicentino, non hanno nemmeno le strutture adatte per farlo. Sentiamo. L'accoglienza diffusa è più sicura dell'accoglienza in centri collettivi e risponde meglio alle esigenze dei migranti e alla questione sicurezza. È il pensiero del sindaco di Vigonovo Luca Martello, che rileva però anche le profonde differenze che distinguono un comune dall'altro, rendendo difficile il raggiungimento di un criterio uguale per tutti di assegnazione migranti. I comuni vivono già situazioni difficili, non semplici da gestire e spesso sono anche piccole strutture che non hanno strumenti o spazi per potersi rendere utili per questo tipo di esigenze. Ogni comune è un mondo a sé, conclude il sindaco di Vigonovo, e più in generale si tratta spesso di enti minori che non hanno strumenti per potersi rendere utili verso un problema di questa portata. È lodevole l'indicazione proprio anche dei prefetti, compreso il nostro, di trovare spazi, dare spazi e mettere a disposizione tutto ciò che si può mettere a disposizione per queste finalità. Al tempo stesso ogni comune è un mondo a sé in qualche modo e di conseguenza è difficile trovare un criterio che possa essere il medesimo per tutti. Posizione comune, viene da dire, quasi tutti i sindaci dei comuni un po' più piccoli hanno la stessa posizione sull'accoglienza diffusa, nessuno si vuole tirare indietro, però
le strutture non ci sono, questo l'abbiamo registrato davvero in molte località del nostro Veneto. Torniamo nella Marca con Francesca Bozza, che si è spostata insieme a Francesca Pezzo, stanno un po' facendo il giro dei luoghi che hanno avuto danni con l'ultima ondata di maltempo. Francesca, non ti faccio perdere tempo, ancora a te la linea, dove ti sei spostata? Grazie davvero Federico, anche perché qui si sta alzando un fortissimo vento, il cielo si fa sempre più nero e quindi probabilmente quell'ondata di maltempo che il sindaco Soldán diceva prevista tra le 15 e le 17 è anticipata e speriamo non porti con sé altri danni come quelli di ieri. Ci siamo spostati a Farra di Soligo, al maneggio Tarvisium Stella, duramente colpito dalla tromba d'aria di ieri sera. Quel palo della luce che vedete alle mie spalle è stato appena adesso ricollocato perché è stato strappato via dalla furia del vento. Il palo è finito sulla copertura di questi box dove erano alloggiati i cavalli, la copertura è volata via. Ci spostiamo con Francesca Pezzo, che ringrazio perché non è facile lavorare spostandosi in continuazione. Ecco, è volato su quella casetta in legno, adesso completamente inagibile, e pensate che la copertura è volata oltre la siepe, questo per spiegarvi la violenza e la furia del vento. È volata oltre la siepe e poi l'intervento dei vigili del fuoco ha permesso di recuperare i vari pezzi che sono stati accatastati qui. Ci diceva chi lavora qui al maneggio che sono stati minuti davvero di paura, perché sotto il nubifragio si è intervenuti per mettere al riparo, in salvo i cavalli, evidentemente anche loro spaventati. Nessun cavallo si è fatto male, ci teniamo a specificarlo. In quel momento erano in corso delle lezioni e quindi c'è stato un fuggi anche da parte degli allievi che stavano appunto facendo lezione all'esterno. Attimi davvero di paura, anche perché ci dicevano ormai quando vediamo il cielo che diventa scuro non sappiamo che cosa aspettarci, perché quanto accaduto ieri, ci diceva la signora Teresa Bernardi che qui lavora, è stato il risultato di una serie di eventi atmosferici violenti, la grandinata di 2 settimane fa, il nubifragio di 1 settimana fa e la tromba d'aria di ieri che ha portato appunto ai risultati che vi abbiamo appena raccontato. C'era ancora l'ansia nella sua voce nel rivivere quei momenti davvero difficili e dice adesso non sappiamo che cosa aspettarci da questa nuova ondata di maltempo prevista per le prossime ore. Federico, ti restituisco la linea perché noi continuiamo il nostro viaggio tra Farra di Soligo e Pieve di Soligo. Grazie mille Francesca, 1 e 2, buon lavoro naturalmente, poi tutti gli aggiornamenti nei nostri notiziari, grazie davvero. Ci fermiamo per un attimo, ormai è quasi l'una, e facciamo una brevissima pausa e poi l'ultima mezz'ora insieme a voi. (12:58), venerdì 4 agosto, ancora una mezz'ora da trascorrere insieme, siamo in attesa di collegarci con Mestre. Vi avevo detto del sopralluogo di prefetto e questore nelle zone calde dello spaccio di Mestre, via Piave, eccetera, stazione, tutta quella zona. E nel frattempo però vi mostro, allora, intanto il Corriere del Veneto, che ha cambiato la sua homepage, ha inserito questa notizia. La redazione di Padova se ne è occupata per giorni di questa vicenda, cioè dell'autovelox installato lungo la statale del Santo, sulla regionale, anzi 307 del Santo, dal comune di Cadoneghe. Molte proteste, in un mese 24.000 nuove multe. Adesso arriva la notizia, la storia di un pensionato che è stato multato 38 volte in un giorno, tutti contro l'autovelox mangia patenti, e c'è un'associazione che ha già raccolto 100 automobilisti sanzionati e dice l'associazione di essere pronta a partire con i ricorsi. Vi mostro anche il Gazzettino che invece apre con il numero chiuso, diciamo così, a Venezia, cioè i 5 euro per l'accesso nei giorni caldi nei prossimi mesi.
anche i veneti dovranno prenotare ma non pagare per entrare a Venezia, quindi i veneti non dovranno pagare i 5 euro, però per entrare dovranno comunque prenotare il posto, diciamo così. E poi la notizia che abbiamo seguito poco fa con i cartelli antiladri nelle case, chi abita qui vi può arrestare, l'abbiamo fatto vedere poco fa, sia i cartelli che anche abbiamo fatto spiegare qual era la vicenda. C'è stato un blitz ambientalista a Padova, lungo il cantiere dove sono in corso i lavori per il tram, e questo cantiere prevedeva l'abbattimento di alberi e quindi c'è stata la reazione degli ambientalisti. Vediamo cosa hanno fatto. Si definisce una cittadina preoccupata per i cambiamenti climatici, per questo si è incatenata uno degli alberi della passeggiata Bianchini tra via Sografi e via Facciolati, che da ieri sono in fase di abbattimento per creare lo spazio necessario per far passare le rotaie della nuova linea del tram volta Barozzo Stazione. Ha 25 anni, preferisce farsi riprendere di spalle, non vuole dire il suo nome, ma vive a Padova. Sono anni che i cittadini padovani esprimono dissenso contro questo progetto, eppure il Comune ha comunque deciso di andare per la sua strada e di ignorare tutte le proposte, le alternative e il dissenso. E credo che sia molto importante preservare gli alberi antichi, perché ci vuole davvero molto tempo perché un albero del genere possa ricrescere, e dobbiamo pure considerare che stiamo di fronte a una crisi climatica e che il clima che c'è ora non è lo stesso che c'era 50 anni fa. Durante le ondate di calore che ci sono a Padova in estate, che sono sempre più frequenti e sempre più forti, avere degli alberi che abbassano la temperatura, che rendono più vivibile l'area urbana è davvero fondamentale ormai. È arrivata alle 5 del mattino e si è incatenata, rimanendo lì per qualche ora e facendo ritardare l'avvio dei lavori. Poi alla fine, quando gli operai, arrivati con le motoseghe, hanno iniziato a tagliare altri alberi, si è decisa a desistere, ma chiede che i padovani si mobilitino per salvare gli alberi. Sono qui anche per dire che, per mostrare ai cittadini che ci sono anche dei modi più efficaci di protestare, non è solo lamentarsi a parole, ma io da sola oggi ho bloccato un cantiere per un po' di ore. Pensate se fossimo state più persone o magari in 100 che cosa avrebbe potuto portare. Quindi quello che voglio mostrare è che ogni azione può avere un effetto anche potente. Quando le chiediamo cosa ne pensa della nuova linea del tram e del fatto che potrebbe togliere del traffico dalla città, ecco la sua riflessione. Io non sono d'accordo sul fatto che toglierà molte auto, perché comunque le persone che prendono i mezzi ora continueranno a prendere i mezzi, saranno più avvantaggiate magari dal tram o da un altro sistema alternativo che si potrebbe pensare, ma chi prende la macchina continuerà a prendere la macchina, quindi non è così che si risolve il problema del traffico, anche perché il costo dei mezzi pubblici è sempre più alto. Grazie a Valentina Visentin per questo resoconto della protesta ambientalista. Andiamo subito a Mestre, dove c'è Filippo Fois. Vi avevo parlato del sopralluogo di questore prefetto nei luoghi dello spaccio di Via Piave. A te Filippo. Operazione ad alto impatto con un'attività... Sì, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta, buongiorno Federico. Le immagini che state vedendo vi arrivano in diretta dai giardini di Via Piave, dove sono appena arrivati, lo vedete che sta parlando in questo momento il prefetto di Venezia, Michele Di Bari. Alla sua sinistra il nuovo questore di Venezia, Gaetano Bonaccorso. Io vi farei sentire direttamente live quello che sta dicendo in questo momento il prefetto Michele Di Bari. Stiamo lavorando anche su quel fronte. Credo che oggi con il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, che ho voluto tenere qui a Mestre, presso la sede del commissariato di polizia, sia una risposta un po' a tutto questo. Se voi mi chiedete come stampa, sono servizi sufficienti, adeguati e quant'altro, noi giorno dopo giorno vogliamo modulare questo dispositivo di vigilanza, di sicurezza, di prevenzione, perché vogliamo che i servizi siano sempre più mirati rispetto agli accadimenti che ci sono e che noi registriamo qui in questa comunità.
perché la prima cosa che vogliamo fare, dobbiamo fare, possiamo fare è quella di anche creare le condizioni, una percezione di sicurezza da parte della popolazione che sia una percezione rassicurante. Ecco, i primi frutti di questo intensificarsi, anche di questo impegno molto forte da parte delle forze dell'ordine si stanno vedendo. Do soltanto un dato: tutto ciò che accade e che è accaduto trova la immediata risposta delle forze di polizia e della polizia locale. Quasi tutti gli episodi che si sono registrati hanno i responsabili che nella notte sono stati già individuati o denunciati o arrestati. Questo credo che sia, come dire, la testimonianza migliore di un servizio mirato di controllo e di vigilanza del territorio. Oggi i mass media parlano anche di comunità straniere che qui si stanno attrezzando per fare le ronde per conto loro, per arrangiarsi da sole. È un fenomeno che vi preoccupa? Io credo che il controllo e la vigilanza del territorio spetti alle forze di polizia, alla polizia locale. Tutto ciò che accade può avere certamente un grande senso civico, ma la forza e l'impatto che ha lo Stato deve restare allo Stato. Che indicazioni dare ai cittadini per essere partecipi ma senza andare oltre il loro comune? Io credo che i cittadini qui stiano svolgendo un ruolo molto importante perché dimostrano di avere grande senso civico, una grande sensibilità per il buon andamento dei servizi della comunità e spesso sono collaboratori attenti delle forze di polizia. Questo noi ci aspettiamo dei cittadini. Ha parlato di modulazione del sistema di sorveglianza e di sicurezza, quindi si può sapere un po' come cambia, perché comunque i controlli sono mesi, le forze dell'ordine lo sanno perché il dispositivo è stato rinforzato per mesi. Volevo capire un po' in che cosa si differenziava il sistema di sicurezza e di prevenzione. Allora io credo che è sotto gli occhi di tutti che il territorio è ampiamente controllato e vigilato. Non mancano pattuglie, forze di polizia, polizia locale e servizi diffusi. Quello che noi stiamo cercando di fare è che laddove anche statisticamente avvengono determinati episodi, lì probabilmente maggiore deve essere la presenza anche visibile delle forze di polizia. Poi però queste persone voi le denunciate, le arrestate, il giorno dopo o al massimo 2 giorni dopo sono in nuova strada e questo porta sì che i cittadini si sentano minacciati comunque. No, io credo che questo tema, che è un tema ampio e che è un tema che lo sentiamo nell'intero territorio nazionale, non debba farci distogliere l'attenzione da ciò che noi siamo chiamati a fare. Noi siamo chiamati ad attivare, a promuovere incisivi servizi di prevenzione e questo è che noi vogliamo realizzare. Lei diceva che costano pensioni su un punto di spaccio, ma anche per le persone per loro che cosa potete prevedere? Credo che molto acutamente il Comune di Venezia con la USL e con le forze di polizia abbia individuato un modello che può essere replicato come esempio, perché qui la sera, come è facile notare, oltre alle forze di polizia c'è una autoambulanza, c'è personale medico, c'è personale infermieristico, c'è personale del 118, c'è cioè un servizio sociale e devo ringraziare oltre al Comune di Venezia il direttore generale Contato dell'USL che sta facendo davvero molto perché molte persone che fanno uso di sostanze stupefacenti forse hanno bisogno spesso di un aiuto e questo aiuto viene da questa attività che è stata immaginata, ipotizzata, pensata nell'ambito del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Via Piave ma anche tutta zona stazione. I punti caldi certamente di Mestre sono questi, ma non si escludono altre località che sono ben attenzionate. Come per esempio Piazzale Roma, che ultimamente è stato deciso appunto di un presidio fisso da parte delle forze dell'ordine dopo quello che è successo domenica. Ma questo è avvenuto ed è un episodio deprecabile ovviamente, perché anche lì i responsabili sono stati immediatamente presi. Io credo che questo dia anche
la cifra di ciò che si sta facendo. È un compito arduo e difficile, ma noi proseguiamo su questa strada. E anche lì, come sempre, c'è una grande attività di controllo e di vigilanza e credo che ci sono anche buoni risultati. Controllo e vigilanza significa pattuglie in strada visibili dai cittadini a tutte le ore del giorno? Anche Ma questo ci viene detto da tutti. Cioè la comunità qui a Mestre è vero che registra una serie di episodi, ma quotidianamente manifesta questa verità, e cioè che il dispositivo di vigilanza e di controllo del territorio è ben visibile in ogni angolo della città. Si parlava anche di strumenti alternativi per la prevenzione come espulsioni, DASPO, fogli di via. Com'è la situazione da quel punto e se è uno strumento che ha dato dei risultati che penso che possa essere perseguito? Questi sono risultati già anche questi visibili, perché la sicurezza è un modello a 360 gradi. La parte che è a valle, cioè la sanzione, che può essere anche di natura amministrativa, il DASPO, oppure l'accompagnamento presso un centro, un CPR, qui è una realtà che è evidente. È ovvio che questo è un imbocco che noi abbiamo preso da mesi e che stiamo proseguendo con molta attenzione. Grazie. Chiedevo una cosa, perché parliamo di Mestre, via Piave, ma c'è sempre il fenomeno poi dei borseggiatori di Venezia. Ne approfitto perché l'abbiamo qua, che è un fenomeno veramente fastidioso non solo per i veneziani ma per i tantissimi turisti. Non ricordo chi l'ha pubblicato, però i dati che abbiamo anche su questo, se avete notato, è che il questore ha adottato una serie di provvedimenti, di fogli di via obbligatori, di misure amministrative abbastanza efficaci. Anche lì credo che il fenomeno sia ben attenzionato. Per Ferragosto siamo sicuri? Avete aumentato i servizi, spiagge, territorio? Durante il comitato di oggi abbiamo esaminato anche i cosiddetti comuni rivieraschi o ad alto turismo, e anche lì i controlli saranno certamente potenziati con un rafforzamento, quello che accade in tutti i ferragosti da parte delle forze di polizia. A proposito di Ferragosto, la incontriamo in qualche centrale operativa? Non so, non credo, forse, vediamo. Per quanto riguarda l'immigrazione invece abbiamo qualche... Credo che il tema non abbia alcuna novità e pertanto su questo tema non si parla. Senti, se non ci sono novità... Chiedo scusa signor Prefetto. Oddio, su 1000 sbarchi a settimana e sul fatto che non siano esauriti i posti mi pare che ci siano novità. Per me non è una novità. Se non ci sono posti per la prima volta in via Piave siamo in quest'ora per dare un messaggio. Che tipo di messaggio? Comune, comandante generale dei Carabinieri, Guardia di Finanza. Guardia di Finanza. Per dare che tipo di messaggio? Ma non è soltanto un messaggio rassicurante, è un messaggio di presenza. È un messaggio di presenza che dobbiamo replicare, perché questo messaggio, come già spesso ha fatto il sindaco Brugnaro, bisogna essere al fianco della comunità, che si intende servire secondo le competenze di ognuno. Questo è il messaggio che noi vogliamo dare. Forse anche dare una risposta a coloro che dicono è il momento di far da sé. Ma questo momento di far da sé lo sento da anni. Io credo che invece la popolazione debba essere rassicurata attraverso la visibilità dei servizi, l'efficacia dei servizi, l'ingestività dei servizi, cioè di tutto ciò che lo Stato è capace di fare e sta facendo con grande professionalità e grande competenza. Dobbiamo proseguire su questo percorso. Grazie. Io chiederei anche al questore che idea si è fatto di questa realtà così difficile. Parlava il prefetto. Bene, andiamo. Grazie. Bene, grazie, avete sentito quindi in diretta, Federico, le parole del prefetto di Venezia, Michele Di Bari. Vedete alle sue spalle poi anche il nuovo questore Gaetano Bonaccorso, quindi insomma c'è un impegno molto forte da parte di tutte le forze dell'ordine, del comune, dell'azienda sanitaria Ustra Serenissima di Venezia, per una situazione che sapete non è facile, ma diciamo un impegno che ha concluso il prefetto Di Bari, sta iniziando anche a dare i suoi frutti. Io direi che con questo da Mestre è tutto, ti restituirei la linea.
Grazie Filippo, sì certo, una vera diretta, nel senso che abbiamo proprio sentito le parole del prefetto appena arrivato per questo sopralluogo e insomma è certamente un luogo e un tema che anche a noi e alla nostra redazione di Venezia sta molto a cuore. E parliamo adesso di rincari, andiamo a Vicenza perché insomma sentiamo un po' anche le voci dei cittadini sul carrello della spesa che è sempre più pesante, anzi forse il carrello è sempre più leggero ma è sempre più costoso, soprattutto per quello che riguarda frutta e verdura. Il costo della vita qui nel Vicentino? Ecco, questo a me sembra, per la mia esperienza, che sia in aumento costante e progressivo, indipendentemente dal calo delle bollette o del gas. I soldi vanno a zero praticamente tutti i mesi, quelli che abbiamo di pensione. Sempre più pesante il carrello dei vicentini che fanno i conti con il caro spesa, specie dei prodotti alimentari. Stando ai dati dell'Ufficio Statistica Comunale riferiti al mese di giugno, l'aumento registrato tra i beni alimentari che balza maggiormente all'occhio è quello riferito ai vegetali, aumentati in un anno del 21,4%. Patate, cipolle, insalata, banane, pomodori, ma anche frutta di stagione diventata inarrivabile. Specialmente gli alimentari e frutta e la verdura, in tutto. Quali prodotti? Le cose primarie, il cibo, costa tutto di più. Frutta, verdura, la pasta, il pane. Sono appena uscito da un'assicurazione, ho visto che la polizza è aumentata di 40 euro circa. E prodotti alimentari. Io sono una che mangia molta frutta e verdura e quella è alle stelle. Vengo da un'altra regione, dal Friuli, ero abituata a comprare al chilometro zero anche con i costi diciamo inferiori oltre alla qualità fresca del prodotto. Qui ho tentato di andare al chilometro zero ma i prezzi sono più alti del supermercato. Abito in Italia 12 anni, sono straniera sì, ma comunque posso dire che veramente ultimi mesi se capito bene per prezzi anzi sono cresciuti mai ho visto così che crescono durante diciamo periodo qualche mese così alto. In generale tutto, per dare un'idea una colazione da 5,80 a 8,50 stesse cose, per dare un'idea. Ecco, questo è il primo passo. Il resto vediamo, in ogni caso vai a mangiare qualsiasi cosa. Ecco, c'è qualche trattoria che mantiene un determinato prezzo, ma credo che siano costretti a scendere a compromessi con la qualità, perché proprio la materia prima è che è aumentata dappertutto. Eccoci tornati in studio fino alle 13:30 con voi, con Focus TG. Abbiamo sentito la preoccupazione dei vicentini per quello che riguarda gli aumenti, insomma, in particolare nel settore alimentare. E ci fermiamo ancora per un attimo e poi torniamo per l'ultima parte di Focus TG. – 13:19, ancora insieme, rimaniamo nel Vicentino, ma per una vicenda insomma, che è molto più ampia e regionale, perché la Commissione Nazionale di Disciplina e Garanzia di Fratelli d'Italia ha disposto l'archiviazione del procedimento nei confronti di Gio Formaggio riguardante il caso di presunte molestie, in quanto la vicenda non ha trovato riscontri e in mancanza di elementi di prova sull'accaduto è stata disposta con effetto immediato la cessazione di ogni misura cautelare. Così il consigliere regionale è stato reintegrato a pieno titolo nel suo partito. Appena appresa la notizia, sentiamo quali sono state le sue parole. Mi è appena arrivata la bellissima notizia che finalmente sono stato reintegrato in Fratelli d'Italia, nel coordinamento regionale, nel coordinamento provinciale. Volevo ringraziare Luca De Carlo, Giovanni Donzelli e soprattutto volevo ringraziare la mia famiglia perché sono stati dei mesi un po' duri. Dirvi la verità, devo ancora capire cosa sia successo quel 7 di marzo. Una pagina brutta, però tutto è bene ciò che finisce bene.
Dimentichiamo il passato, andiamo avanti e impegniamoci per i vicentini, per i veneti. Volevo anche ringraziare Rete Veneta che mi ha dato una mano e ha lasciato che dicessi come erano andate veramente le cose, e quindi grazie Rete Veneta, ciao a tutti. Ecco, questa è la posizione di Gio Formaggio, quindi archiviazione e reintegro per lui. E adesso la cronaca con Chioggia, perché c'è stata una giornata di sciopero della polizia locale con i sindacati che denunciano una disparità di trattamento tra colleghi. Nel periodo estivo c'è chi sta lavorando 3 domeniche, chi ne lavorerà 13. Il sindaco Armelao si propone per mediare. Lasciate allo sbando, vogliamo rispetto ed equità. I cartelli di protesta ai cancelli del municipio di Chioggia li hanno affissi gli agenti della polizia locale che denunciano una disparità di trattamento e di carichi di lavoro tra colleghi nella turnazione festiva domenicale. Falliti i tentativi di conciliazione in prefettura, la funzione pubblica della UIL e la RSU del comune di Chioggia hanno proclamato lo sciopero della polizia locale. I lavoratori vogliono lavorare con dignità e vogliono lavorare in maniera equa. Non può essere che chi organizza questo servizio, ovvio il comandante, abbia di fatto diviso il corpo in 2 tra chi lavora in ufficio e chi lavora all'esterno, e il carico domenicale è scaricato solamente su chi lavora all'esterno. Insomma, tra giugno e settembre da un lato c'è chi lavorerà solo 3 o 4 domeniche, dall'altro chi invece di domeniche al lavoro ne trascorrerà 13, 14, 15, forse anche 16. I problemi della polizia locale non sono esplosi adesso, sono problemi di vecchia data e noi abbiamo già iniziato un dialogo anche l'anno scorso, insomma, con il sindaco. Sicuramente il sindaco avrà un ruolo cruciale nel risolvere questa situazione e auspichiamo appunto di riprendere immediatamente il colloquio. In questi giorni il comandante non è in città. Intanto, forte anche di una lunga militanza nel sindacato di polizia, il sindaco di Chioggia Mauro Armelao appare il candidato ideale alla mediazione nel rispetto dei compiti di ognuno. La politica dà le direttive politiche e il comandante con i propri ufficiali collaboratori gestisce la parte dell'organizzazione dei servizi. Visto che si è arrivati appunto allo sciopero, mi prenderò in mano in prima persona questa situazione, però chiedo chiaramente che la stagione estiva sia quantomeno terminata. Intanto però a Chioggia c'è polemica anche sulle precettazioni allo sciopero in quanto servizio pubblico essenziale. 5 agenti, mentre secondo i sindacati dovevano essere 4. Ora andiamo nel Vicentino per alcune frasi razziste pronunciate durante la partita di calcio femminile. Il questore di Vicenza, Paolo Sartori, ha emesso 2 DASPO con divieto di accesso alle manifestazioni sportive per la durata di 1 anno. Non sono rimasti senza conseguenze i comportamenti tenuti da 2 coniugi residenti in provincia di Pesaro durante l'incontro di calcio femminile tra il Vicenza e la Jesina che si è svolto a Vicenza lo scorso 15 gennaio. Nell'occasione i 2 soggetti, stando a quanto precisato dalla questura, si sono avventati verbalmente con toni violenti, aggressivi, di disprezzo e usando frasi a sfondo razziale contro una giocatrice di colore della squadra vicentina che durante il primo tempo, in conseguenza ad un'azione di gioco fallosa, era stata espulsa dall'arbitro. Tale comportamento, ritenuto inqualificabile, non è sfuggito agli agenti della Digos presenti sugli spalti, i quali dopo averli fermati hanno proceduto all'identificazione dei 2, risultati essere i supporter al seguito della squadra avversaria. In considerazione del fatto, il questore della provincia di Vicenza, Paolo Sartori, ha emesso 2 DASPO con il divieto di accesso alle manifestazioni sportive per la durata di 1 anno. E adesso parliamo del concerto di Laura Pausini, perché si sono superati i 20.000 euro di danni necessari per restaurare la pavimentazione di Piazza San Marco a Venezia dopo il concerto. Il conto sarà a carico di chi ha causato il danno. Benvenuti a Laura Venezia. Il conto dei danni per i 3 concerti di Laura Pausini in Piazza San Marco supera i 20.000 euro. Tanto sarà necessario per riparare la pavimentazione dai danni provocati dal palco. La stima è stata fatta dai tecnici durante i sopralluoghi che Comune, Soprintendenza e Vela hanno effettuato prima e dopo gli eventi.
Forse l'alto volume della musica ha anche staccato alcuni intonaci tra la piazza e il bacino Orseolo. Di sicuro ci sono i danni ai Masegni, di cui peraltro si era parlato da subito. Queste foto sono state ricevute dal presidente dell'associazione Piazza San Marco, Claudio Vernier, che le aveva postate su Facebook e soprattutto girate alla soprintendenza. Vela ha comunque fatto sapere che il conto del restauro e della pulizia saranno a carico di chi ha causato il danno. Nel 1976 Paul McCartney fu il primo a tenere un grande concerto in Piazza San Marco. Allora il peso del palco, trasportato e montato con camion e carri elevatori, aveva procurato danni alle rive e alla pavimentazione, aprendo un dibattito che alla soglia dei 50 anni potrebbe concludersi l'anno prossimo, quando Comune e Soprintendenza potrebbero arrivare al palco ideale per Piazza San Marco, una struttura adatta alle sue esigenze che salvi i concerti e gli eventi e soprattutto, contemporaneamente, salvi l'integrità della piazza. Chiudiamo questo nostro Focus TG con il racconto di un turista vicentino che era in vacanza a Rodi, è scappato dalle fiamme che la scorsa settimana avanzavano verso la struttura dove era alloggiato con un gruppo di Vicenza. Siamo scappati in costume e vedevamo il fumo avanzare, ha detto. Hanno visto il cielo coprirsi di una nube di fumo, le fiamme che consumavano la vegetazione avanzando, gli occhi che iniziavano a bruciare, l'odore acre. Da una delle spiagge di Rodi hanno iniziato ad avvertire che il fuoco si stava avvicinando alla struttura dove alloggiavano. Una famiglia vicentina che, come tanti turisti, racconta la disavventura vissuta. Il fumo saliva sempre di più da altre località della zona. Abbiamo cominciato a preoccuparci perché vedevamo le persone che correvano, chi con bagagli e chi proprio in costume, al che abbiamo deciso di andare in reception e chiedere informazioni. E inizialmente ci è stato detto che la situazione era sotto controllo, ma in contemporanea ci arrivavano i messaggi di alert nei telefonini. Ignari che di lì a poco la situazione sarebbe degenerata e si sarebbe scatenato il fuggi-fuggi, poi l'allerta arrivata sui telefonini ha dato solo conferma a quanto già era in atto. Allora chi armato di valigia, chi solo con infradito costume, i turisti hanno iniziato a riversarsi in strada in attesa di qualche comunicazione e di lì è iniziato il calvario tra autobus, traghetti e nuove destinazioni che hanno portato il gruppo di vicentini sani e salvi a casa. Noi inizialmente, come tanti altri, ci hanno portati in una spiaggia, siamo rimasti lì fino a sera quando sono cominciate le operazioni di trasbordo di donne e bambini verso dei traghetti che erano stati posizionati fuori dall'area. Però sono cominciate le situazioni di panico perché c'era chi spingeva, c'era chi voleva salire anticipando i bambini e le donne stesse. Noi abbiamo preferito tornare sulla strada principale e in quel momento sono arrivati degli autobus che ci hanno portato a circa 20 km a sud. Le strade erano bloccate, non c'era elettricità, quindi c'era una situazione un po' critica, per dire critica. C'erano moltissime valigie abbandonate nella spiaggia, quindi c'era anche il problema di inciampare e quindi c'era una confusione che è quella che normalmente genera anche incidenti di questa importanza. Grazie a Luisa Bertini per aver raccolto questa testimonianza. Noi siamo arrivati davvero alla fine di Focus TG. Vi auguro un buon pranzo per chi deve ancora pranzare, un buon pomeriggio per tutti gli altri. Continuate a seguirci su Rete Veneta e con tutta la nostra programmazione del pomeriggio, poi i notiziari questa sera. Grazie ancora, grazie a tutti, buon pomeriggio.